cari amici, ben ritrovati, ancora tanto sole, mare, spiaggia e divertimento. Siamo a Ricadi, esattamente, ci troviamo qui. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra un paradiso che ho scritto. Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale, mare più profondo, sulla pelle il vento, intorno solo gente che balla, che balla, che balla, intorno solo gente che balla, che balla. E adesso, cari amici di Summer Tour, si va in piscina. Mi aspetta Raffaella che ha già iniziato con l'acqua zumba. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Raffaella, stiamo facendo acqua zumba, stiamo facendo i movimenti dell'acqua gym a ritmo di musica, quindi usiamo anche i movimenti di zumba. Raffaella, piano che io non sono allenato. Ma puoi farla comunque, tutti. Vai, tutti! Quanto fa bene alla salute questa? Benissimo, perché il movimento fisico lo fai in acqua, quindi è anche drenante, in più ed è massaggiante per i muscoli, per la pelle, tonifica e aiuta ad eliminare tutti i liquidi. E allora continuiamo! Un'altra cosa, è anche super divertente. E allora vediamo quanto è divertente! Raffaella, scusami, quanto fa bene questa attività? Questa attività fa benissimo, da 1 a 100 al 100%. Al 100%! E continua il divertimento Summer Tour. Adesso sentiamoli cantare con un pezzo famosissimo. Vediamo cosa ha preparato in console DJ Nos. Ma com'è bello andare in giro con le ali sopra i piedi, se una Vespa specialmente di tutti i problemi. Ma com'è bello andare in giro se una Vespa specialmente di tutti i problemi. La scuola non va, ma la Vespa la donna non ho, la Vespa domenica già, la Vespa fuori città. Ma sono fantastici, complimenti, sono bravissimi. Sentite come cantano e si divertono. Sì, la vacanza ideale è quella in Calabria. Se una Vespa speciale che ti toglie i problemi.
grazie DJ Nos. E adesso, bravi, fatevi un applauso, bravi. Trasferiamoci dall'altra parte perché so che è il momento di Pilates e yoga. Andiamo a vedere cosa succede ancora sulle spiagge di Calabria in queste strutture meravigliose che accolgono i tanti turisti che arrivano ogni anno. Andiamo dall'altra parte. Allora ancora in compagnia di Raffaella e Giovanni, sono loro i protagonisti principali insieme a tutti i turisti di questa struttura, no? I bagnanti, come li vogliamo chiamare? Sì, i nostri clienti che arrivano qui e si vogliono divertire e voi lo fate anche con queste attività. Adesso cosa state per iniziare a fare? Adesso inizieremo una lezione di yoga pilates, una fusione di tutte queste due discipline che diciamo è la disciplina del futuro, ma anche se viene da molti anni e alle sue origini molte antiche, però è la fusione di queste due discipline che ci permette di coniugare la meditazione, il respiro e la ginnastica insieme. È veramente qualcosa di eccezionale per il benessere personale del fisico. E allora vediamolo insieme. Com'è questa attività? Di cosa? Tanto? Quanto riesci a resistere così? 2 secondi. Ok, puoi cambiare. Andiamo dall'altra parte, amici, non possiamo disturbarli. Questo è yoga. Come va questa attività? Benissimo, con il crociato rotto. Shh, il maestro non ci può sentire. Massimo silenzio. Forte, troppo forte per noi. Da quanto tempo l'ha iniziata a fare questa attività? Da quasi 10 giorni. Smetta subito per il suo bene. Grazie, meglio. Stiamo scherzando, andiamo avanti. Signore, qua dietro com'è la situazione? Sicuro che guarda solo davanti. Ho notato che ogni tanto l'occhio sinistro. Non possiamo disturbarlo. Una curiosità. Hai intenzione di andare avanti ancora così per quanto tempo? Normalmente la lezione potrebbe durare mezz'ora, ma come potrebbe durare anche più di un'ora. A un certo punto il docente ha deciso di terminare qui questa lezione, quindi cari amici fatevi un bel applauso, tutti bravi, li massacri così. Mamma, in 10 giorni erano arrivati che avevano un po'. Lui pesava 95 kg all'accettazione, lo mandiamo via che pesa la metà. Ma il compito nostro è anche questo, noi li facciamo mangiare bene, ma che non si dica che in Calabria non si mangia bene, ma poi cerchiamo di riportarli in forma meglio di prima, di come arrivano. Straordinario. È stato bravo? Vi dispiace andare via da questa terra? Quando ritornerete? A Natale. No, a Natale. Noi abbiamo il sole tutto l'anno, quindi potete ritornare a Natale, va bene? Allora, visto che ritornerete a Natale, vai con un altro allenamento, vai. Vai, continua. Sapete bene che la nostra puntata non si può che non concludere, o meglio parlarvi di cucina, piatti tipici, insieme agli chef che troviamo nelle strutture. Raccontiamolo insieme questo piatto, chef. Cosa bolle in pentola oggi? Allora, qui abbiamo dei sedanini con ragù di scorfano e zucchine. Eccolo qua, lo scorfano Primo pescato di pesce, nel nostro mare, assolutamente nel nostro sì. mare.
Poi abbiamo un primo di carne, cioè del guanciale e delle melanzane di nostra Il produzione. guanciale com'è? Di suino nero o è un guanciale? Il suino è di nostra produzione, tutta nostra produzione. Prodotto Cerchiamo a chilometro zero, quindi chilometro rispettiamo zero, tanto il prodotto tipico, il Cerchiamo prodotto di del dare territorio. dei prodotti molto leggeri. Raccontiamo alle persone, ai visitatori, la nostra cucina a tavola e quindi con un certo. percorso soprattutto di prodotti tipici. Tipici. Ma vedo che qui avete preparato insomma un bel po' di cose. Allora nel Prepariamo. frattempo che voi mi preparate il piatto e poi diamo anche l'ingrediente, perché chi ci segue da Certo, casa certo, vuole sempre assolutamente. conoscere, no, l'ingrediente Assolutamente. per riproporre il piatto a casa, mi faccio un po' un passaggio su questo buffet che vedo anche abbastanza ricco di Abbiamo anche dei territorio. prodotti tipici, sì. Benissimo, Abbiamo allora ti lascio dell'anduia, preparare il piatto e vado a incontrare il direttore di sala che mi fa una presentazione. maître, sì. Il nostro maître, va bene? Ti lascio preparare il piatto. Perfetto, A ok, tra ci poco. vediamo tra poco. Vorrei, lo vedi quanto ti vorrei, io. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla un po'. E come vi dicevo, Silvio mi stava aspettando. Chi è Silvio? Il maître sala, il direttore di sala, giusto Silvio? Esatto, buongiorno a tutti quanti voi. Di questa meravigliosa struttura. Caro Silvio, facciamoci un po' una passeggiata in mezzo a questi profumi, a questi sapori. Ma cosa preparate di buono a tutte le persone che arrivano qui? Allora, noi abbiamo una clientela internazionale e molti ci chiedono, come è giusto che sia, quello di valorizzare i prodotti del nostro territorio. Certo. Quindi quello che ci offre madre natura, dal mare alla terra, noi cerchiamo di renderlo possibile, farglielo assaggiare a tutti quanti. Ma cosa dicono quando assaggiano ecco. queste meraviglie, cari miei? Ma come si Questo qua fa? è l'oro della Calabria. L'oro e praticamente vero. Noi la usiamo dappertutto, bruschetta, spaghetti, solo nel cappuccino la mattina non la proponiamo perché difatti abbiamo anche il pane con l'anduia. Guarda, Proponiamo anche il pane ai sapori, abbiamo la curcuma, pane con la curcuma, il pane con le olive e il pane con l'anduia. Dopo so che mi aspetta a tavola Sì, esatto, vi faremo assaggiare. abbiamo due uno dei ospiti, nostri quindi piatti. se portate questo pane voglio sapere anche loro cosa ne pensano. Certo, ci mancherebbe. Noi lo proponiamo perché chi lo assaggia ci dice che è buono e guai se un giorno il nostro pasticcere non ce lo fa. Andiamo dall'altra Sì. parte. Da questa parte invece vedo anche le verdure. Sì, è chiaro, è normale. Ortaggi, un periodo di fagiolini. Esatto, fagiolini, carotine, degli spinaci, non possono mancare perché abbiamo anche la presenza di ospiti vegetariani, quindi Certo, devono esserci, anche perché sono uno dei nostri punti di forza le verdure. E poi il Poi pesce. del nostro- abbiamo Questo il cos'è? pesce. Questo è Scorfano? scorfano, sì, pescato direttamente qui da noi. Abbiamo... Sai che lo chef mi sta preparando un piatto a base di scorfano, anzi adesso andiamo a vedere se ha finito di impiattare perché l'ho lasciato preparare il piatto, ma Perfetto. la Qui abbiamo mozzarellina è un prodotto mozzarellina. tipico anche del territorio, quindi da aziende tutto locali. quanto è, come diceva lei prima, perché ho avuto modo di sentirla, a chilometro zero. Quindi questa qui c'è un Allora caseificio qua vicino. diciamo agli amici che ci seguono da casa perché venire a Capo Vaticano. Perché venire? Ci sono tanti motivi che spingono i turisti a venire qui da noi. Avete già visto l'esterno, avete visto quello che Madre Natura ci ha regalato, un mare incantevole, uno scenario eccezionale. Noi ci mettiamo di nostro i nostri prodotti che sono Qual è ricercati. il prodotto che va per la maggiore? Quando arriva il turista la prima cosa che ti chiede qual è? Ma dicono noi abbiamo poco tempo a disposizione, ma in quel tempo che abbiamo a disposizione vogliamo cercare di assaggiare più prodotti possibili. Quindi noi i salumi, i formaggi, il pesce, la carne stessa, ecco tutto quanto. Ogni giorno il buffet varia, non è mai lo stesso, anche i primi piatti e i secondi piatti variano e quindi automaticamente hanno modo in questi 7-8 giorni che rimangono qui a villeggiare di poter assaggiare veramente una scelta. Le meraviglie di questa terra. Esatto. E a proposito di meraviglie, fatemi ritornare dallo chef che mi sta aspettando per assaggiare questo piatto, se è pronto. Andiamo? Sì, sarà pronto di sicuro. Allora chef, raccontiamo insieme questo piatto, la ricetta. Allora, qui c'è del... Per una persona, per diciamo, una- per una se persona. amici da casa volete fare questo piatto
volete provarlo subito in questo momento, fatelo pure. Vi diciamo gli ingredienti precisi, senza nascondere il trucco del mestiere. Lo chef è onesto. Perfetto. Vai, per una persona. Per 2 persone. Per 2 persone. Facciamo per 2 persone. Una coppia, ok. Una coppia a casa in questo momento può assaggiare questo piatto seguendo questa ricetta. Allora, abbiamo 100 grammi di guanciale, 100 grammi più o meno di pomodorini, diciamo, e una melanzana, basta, va bene così. Per 2. Per 2 Quindi persone. una melanzana per 2. Sì, un per cuore e 2. una capanna. Com'è quel fatto? Bravo, un cuore e una un cuore, capanna. sì, più o 2 meno, cuori, dai. una capanna. 2 cuori, una melanzana. Una melanzana, ok, perfetto. Questa è la ricetta per 2 persone. 200 grammi di pasta, forse posso 250, va? Abbondiamo con la pasta, abbondiamo. Il momento più atteso, siamo pronti per impiattare, mi sa. Impiattiamo, vai, ti do una mano. Abbiamo anche Silvio con noi, il nostro maître, grazie Silvio. Eccolo qua. Dammene solo uno a me, caro Silvio. Eccolo qua. Signori, il piatto è servito. Come vi dicevo, ho degli ospiti che mi stanno aspettando a tavola. Più che ospiti, diciamo che sono il padrone di casa. Ciao, come stai? Tutto bene? Buongiorno, tutto bene. Benvenuti a Capo Vaticano, al Blue Bay Resort. Grazie, ma soprattutto sono anche con il nostro caro Daniele. Come stai, Buongiorno, Daniele? buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori e grazie di essere ancora qui presente con voi. Bene, allora oggi siamo a tavola, parliamo di Capo Vaticano, ma soprattutto raccontiamo perché venire in questi posti così meravigliosi. Abbiamo fatto giusto delle immagini prima, qualcosa di veramente bello. Questo è un luogo di mare dove il mare è eccezionale. La nostra Calabria offre dei paesaggi davvero eccezionali dove in pratica tutti i turisti, i nostri clienti apprezzano appunto i nostri paesaggi, il nostro mare ed i nostri prodotti enogastronomici. Quindi ne vogliamo parlare anche di queste belle olive, guarda che olive, Daniele. Abbiamo qua qualcosa, le olive, l'anduia di Spilinga, peperoni sott'olio, melenzane sott'olio e tante altre cose, insomma, prodotti locali con cui i nostri chef preparano i piatti prelibati per gli ospiti della struttura e non solo, anche per i nostri ospiti di oggi. Grazie, gentilissimo. Beh, che dire, Capo Vaticano, noi siamo stati qui anche in altre strutture, stiamo viaggiando con Summer Tour, questo programma dove ci piace raccontare il sole, il mare, la spiaggia, il divertimento, un po' farci un po' i fatti degli altri, come si suol dire. Quanto si divertono soprattutto a venire in Calabria, Daniele? Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo, capire quanto sia bella una vacanza, no, in Calabria. Beh, la vacanza in Calabria è quasi ineguagliabile, appunto perché dicevo prima che la nostra regione è ricca di, insomma, dell'arte dell'accoglienza come prima cosa. I calabresi sono molto solari, persone molto solari, a cui piace raccontare la propria regione, fare amicizia e come ho già detto nell'introduzione, insomma, specialmente per il nostro mare, Giuseppe, perché il nostro mare è ineguagliabile, è invidiato, può essere invidiato da tutto il mondo. Ma a proposito di fare rete in Calabria, Daniele, con te che è partita proprio questa attività di Summer Tour con i centri commerciali, no? Ecco, quanto è importante innanzitutto fare rete nei vari settori, insomma, dove c'è bisogno, insomma, di fare rete. Io naturalmente continuo sempre a ringraziare le strutture, in questo caso qui l'amico Domenico che ci ha ospitato in questa meravigliosa struttura. Ecco, fare rete per noi in Calabria è importantissimo, credo che dovrebbe essere veramente lo spunto di tutte le categorie, indipendentemente dal settore merceologico. Noi come struttura commerciale naturalmente non proponiamo soltanto quelle che sono i nostri brand o le nostre offerte, noi dobbiamo essere un punto di aggregazione non soltanto per la città in cui noi siamo presenti, ma per la provincia e magari anche per tutto il territorio. Quindi
fare rete è molto importante. Quindi parli di brand, quindi promuovere la Calabria e non rimanere assolutamente. chiusi in un piccolo Assolutamente. angolo parlando di noi stessi. Noi dobbiamo promuovere una Calabria tutta insieme. Ma infatti quello che dicevo era appunto questo, il brand che deve essere portato avanti è il brand Calabria, cioè la nostra regione, essere orgogliosi di vivere in questa regione. Essere veramente orgogliosi di farne uno strumento efficace e economicamente più prosperoso. È la voglia di tutti noi calabresi che decidiamo di rimanere nella nostra regione. Un imprenditore molto famoso diceva orgogliosi di restare in Calabria. Cioè, quindi il Made in Calabria secondo me è una promozione che andrebbe fatta veramente a 360 gradi e a 360 giorni, non solo d'estate ma anche d'inverno. E chiediamolo proprio a chi ha investito e ha deciso di rimanere in Calabria. Domenico, tu perché hai deciso di rimanere in Calabria, hai investito in questa terra? Guarda, io mi ci sono ritrovato da un certo punto di vista perché insomma, la famiglia di mia moglie è da anni che lavora nel settore del turismo, quindi finiti gli studi ho avuto l'opportunità di lavorare per queste aziende e mi si è aperto un mondo davanti, un mondo che da non imprenditore non pensavo esistesse, perché la Calabria è ricca di piccoli imprenditori, di piccole aziende che davvero lottano ogni giorno e faticano per portare avanti le proprie idee, per portare avanti le proprie iniziative. E devo dire la verità, sono felice dell'ambiente che ho trovato, con le nostre problematiche che ci sono, ma sono in tutta Italia, in tutto il mondo. Fare l'imprenditore vuol dire comunque affrontare anche dei problemi. Vediamolo come una buona palestra, fare l'imprenditore in Calabria, magari è stata una buona palestra non credo poi sia tanto più difficile rispetto ad altre parti insomma d'Italia. Ci sono dei sostegni che ci potrebbero incentivare a fare di più, ma noi facciamo lo stesso, tiriamo dritti. E volevo ringraziare Daniele per questa opportunità, in quanto quando mi ha parlato insomma di questa possibile collaborazione tra un'attività commerciale, centro commerciale, e un'attività commerciale maturistica, all'inizio ho storto un po' il naso perché dico cosa ci azzeccano le cose, cosa c'entrano. Invece è proprio l'importanza di fare rete, di pedalare insieme, di avanzare insieme, anche se i settori non sono propriamente simili, è di un'importanza rilevante, appunto per fare conoscere a tutti gli ospiti il nostro territorio a 360 gradi. E quindi è iniziato questo primo matrimonio, no? Questa prima attività, no? Chiamiamola proprio attività, cercando di portare al turista quelli che sono maggiori servizi e soprattutto dei regali, perché ricordiamolo che grazie a questa partnership con il centro commerciale diversi di loro riceveranno anche a casa dei premi. Daniele, vogliamo raccontarlo? Assolutamente. Il centro commerciale si è reso disponibile ad omaggiare insomma, tutti i clienti di questo splendido resort con dei buoni sconti da poterne usufruire. Se li devono anche meritare, perché devono stare a quelle che sono... È normale, no? quello è normale. Che non si ottiene nulla senza fare un minimo sforzo, quindi questa con, è la regola quindi principale. Con l'animazione, questa è la regola principale. Insieme all'animazione parteciperanno a delle attività, dei giochi veri e propri e poi regaleranno questi gadget agli animatori. Assolutamente. Quindi io Daniele vedo la tavola, vedo questi prodotti tipici e soprattutto avevo un appuntamento con lo chef. Mi sono permesso di dire allo chef che il piatto che ha preparato oggi di consumarlo a tavola, no? È il buon Silvio, il maître, il direttore di sala. Eccolo qua, preciso e puntuale, come ci ha raccontato gli ortaggi, il buffet, ci ha raccontato di questi prodotti che servite ai vostri turisti. Daniele, è stato precisissimo a portarci questo primo piatto. Buon appetito, signori. Grazie.
Grazie. Il piatto che hai fatto preparare con... Questo qui, allora, è un piatto dove c'è del guanciale di suino nero, poi c'è suino nero di Calabria, rigorosamente, e poi, siccome abbiamo raccontato una ricetta per 2 persone, una melanzana diviso 2. Quindi io penso che noi un po' di melanzana la vediamo, lui forse un po' di meno. Siamo privilegiati. Però... Sto scherzando, lo chef, del nostro orto, lo chef... Il Blue Bay è dotato anche di un piccolo orto che alimenta la cucina. E quindi il prodotto a chilometro zero. Chilometro zero, produzione in parte propria. Viva la bella Calabria, viva Domenico, la sua bella realtà, ma soprattutto viva quelli che sono i sapori meravigliosi di questa nostra terra di Calabria. Siamo ancora a Capo Vaticano. Diversi giorni di registrazione, ma soprattutto diversi momenti belli e piacevoli da trascorrere in ogni puntata di Summer Tour. Stiamo cercando di raccontarvi quelle che sono le spiagge, il mare di questa terra, attraverso le nostre telecamere, ma soprattutto attraverso quello che è un messaggio principale, che è bisogna andare in vacanza, divertirsi e soprattutto staccare quelli che sono gli attimi frenetici. La Calabria, terra meravigliosa, cos'altro non può fare se non regalarvi una vacanza da sogno. Mi raccomando, continuate a seguirci ancora con Summer Tour.